Si è appena conclusa la manifestazione, la cerimonia di premiazione del concorso organizzato dall'associazione Fables Comete come te, organizzato da Cruciano Runfolo, e siamo in compagnia del poeta Angelo Abate di Bagheria. Allora Angelo, benvenuto, tu sei stato premiato, in che posizione ti sei classificato? Mi sono classificato terzo nella sezione poesia e lingua italiana. Con quale poesia hai vinto? I vecchi e il cielo. Una tematica quindi rivolta ai vecchi? Sì, una tematica rivolta alle persone anziane che vivono i loro giorni con le difficoltà legate alla vita nella casa di riposo, alla solitudine e così via. Tu hai ricevuto diversi riconoscimenti in vari concorsi a livello nazionale, fra l'altro sei fra i premiati sia per la poesia in italiano ma anche con la poesia in vernacolo. Come fa Angelo Abate a scrivere una poesia? La mattina si alza e dice oggi la scrivo in italiano, oggi la scrivo in dialetto. Da quale presupposto parti per scrivere una poesia? Allora, normalmente scrivo in lingua italiana, la mia lingua è l'italiano, ma talvolta la rendo in siciliano, cioè non significa che la traduco, ma costruisco una poesia diversa con lo stesso tema in lingua siciliana perché è la mia lingua, la mia lingua madre, ma i livelli di alta liricità riesco ad ottenerli pensando in lingua italiana. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Ma io non faccio progetti a lunga scadenza, a me piace la poesia, mi piace molto la lettura e la poesia per me costituisce una valvola di sfogo, un modo per far sentire anche la mia presenza, perché il poeta è figlio del suo tempo, quindi si interfaccia con i problemi sociali, con i problemi della società, con i problemi interpersonali e così via.